Amici di Dilettantissimo, un cordiale buon pomeriggio. I playoff, la sfida di andata tra il Baiardo e il Cogoleto. Le riprese sono di Enrico Figus, il supporto tecnico è di Fabio Minetto. L'arbitro sta per dare inizio adesso alla sfida. Attenzione a questo contropiede del Cogoleto con Sigona, cerca spazio per il traversone che arriva, Simonetta intervento e poi ci arriva col numero 11 Craviotto a portare in vantaggio il Cogoleto. Si era allungato Simonetta nel tentativo di contrastare il traversone di Sigona, ne è uscito un assist perfetto per Craviotto che a porta spalancata ha messo dentro. Si sblocca dunque il punteggio, Baiardo 0, Cogoleto 1. Cerca spazio per il traversone, il numero 9 riesce a mettere un buon pallone, la deviazione, poi arriva Bertulla e qua Canciani coi piedi ha impedito a Mattia Bertulla di trovare il gol dell'1-1. Calcio di punizione per il Cogoleto, parte Rondinelli, palla che si impenna, c'è stata una deviazione qua, pasticcia al portiere e poi Anselmo, ma si salva Varlese. Altro calcio di punizione per la formazione di Pirovano. Sono 4 giocatori del Cogoleto, batte Monaco Ferrando di testa, ha anticipato tutti e ha messo dentro il 2-0 e Ferrando di testa spizzicato quel tanto che basta per mettere il pallone per la seconda volta alle spalle del portiere Varlese. Parte ancora Rondinelli col suo sinistro, con la sfera che è passata 10 centimetri sopra la traversa. Costretto a uscire dall'area di rigore Rattini, arriva il traversone, colpo di testa, qua si allunga Canciani sull'incornata di Simonetta. Orecchio attaccato ancora da Anselmo, attenzione dentro l'area, poi la conclusione di Craviotto, altro pallone dentro, doppietta di Craviotto. Il Cogoleto continua a castigare il Baiardo e addirittura dopo mezz'ora Baiardo 0, Cogoleto 3. C'è Ferrando. Parte lui, adesso Crosetti col sinistro, mette in grande, palla dentro, colpo di testa di Lorenzo Lombardo, pallone che finisce dentro, l'orgoglio del Baiardo. Si riapre parzialmente la sfida in chiusura di primo tempo. Inizia il secondo tempo. Arriva anche Granatella, si accentra Craviotto, mette dentro questo pallone morbido, Anselmo ha messo dentro il 4-1. Crosetti che punta Ferrando, Crosetti sempre contro Ferrando, riesce a mettere un altro traversone, colpo di testa in rete, ha segnato Rattini, di nuovo di testa, l'è andata a punire Gianluca Rattini, altro cross al bacio da parte di Crosetti, ritorna incredibilmente in partita il Baiardo. Punteggio adesso di 2-4, arriva adesso il triplice fischio, dunque il Cogoleto vince a Sant'Eusebio per 4-2 contro il Baiardo. Troppe amnesie difensive sono costate care al Baiardo, strada spianata adesso in vista del ritorno per il Cogoleto, grazie ad Enrico Figus e Fabio Minetto che hanno lavorato davvero in condizioni difficili. Benissimo camp! Take you out of this place, someone you can A Calizzano! for grace. It's a beautiful day. Dal 23 al 29 giugno! Sky